Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno, è sempre un grande piacere fare questa trasmissione perché certo la trasmissione dell'altra associazione, collezionismo, è un altro argomento, un'altra passione, un'altra parte di me che si esprime forse. È bello davvero quando c'è questo spazio, quando questa possibilità, una volta al mese più o meno. E è bello sentire l'abbraccio dell'umanitaria, sentire questa vicinanza importante, perché l'associazione fa molto, da tanto tempo. Fa molto, molte volte se ne è parlato poco, anche perché in alcuni casi l'associazione ha portato aiuti in posti dove era meglio non dire che si erano portati aiuti. Si è pensato al bene, si è pensato a quello che si voleva realizzare, quello che si voleva fare, non a far sapere, a farsi pubblicità con quello che stavamo facendo. E il bene poi diventa... Ecco, secondo me il bene è una delle malattie più contagiose che ci possono essere. Il bene è contagioso, il sorriso è contagioso, la felicità è contagiosa. Fare qualcosa di buono in una comunità porta anche molte persone a fare a loro volta qualcosa di buono per qualcun altro. Se sono arrivati da me e hanno aiutato me, io oggi posso aiutare il mio vicino di baracca o di casa, il mio vicino del terreno vicino. E si scatena quel bene contagioso che fa tanto, che risolve tanto, che non fa iniziare altre cose che ultimamente stiamo vedendo un po' dappertutto e che non mi piacciono affatto. Non mi piacciono affatto, come non piacciono neanche a voi che ascoltate, e che purtroppo vengono anche anzi, vengono soprattutto utilizzate per fare soldi, fare affari, creare influenze, dare l'importanza del personaggio, creare quella paura, quel terrore che si usava una volta, quando non c'era tutta la comunicazione, almeno così ci dicono. Non c'era tutta la comunicazione che c'è oggi, non c'era la velocità che c'è oggi nel far sapere le notizie, non c'era la precisione che dicono ci sia oggi, anche se molto manipolata e molto manovrata, ci fanno sapere molto bene quello che vogliono farci sapere. Altre cose invece che vorremmo sapere fanno in modo che ce le dimentichiamo. Dovremmo stare un po' più attenti anche noi, Come dovremmo valutare bene l'aiutare l'associazione. So che qualche donazione sta arrivando, mi fa piacere se sono anch'io uno di quelli che vi ha fatto fare l'ultimo passo. E questa è una cosa molto, molto piacevole anche da parte mia, perché non c'è bisogno di convincervi su quello che stiamo facendo, su quello che facciamo da qualche decina di anni, non da 2 giorni. Non siamo improvvisati. Il vostro euro donato per la causa X, sta diventando difficile anche parlare di X, perché da parte di diventare un'azienda pure quella. Troveremo troverò un altro modo per fare un esempio. Y? No, c'era anche la Lancia, c'era anche la Y la usavano per fare il marchio di una macchina, e quindi bisogna trovare Pippo, no, Pippo anche lui era un personaggio dei fumetti, ma e c'era anche lui, quindi vedete che diventa sempre più difficile fare un esempio distaccato. Quindi parliamo di Umanitaria Padana.
parliamo di quello che facciamo, parliamo dei nostri volontari. Cercherò la prossima volta, di avere un volontario con noi, con me in trasmissione, perché passa fortissima anche la loro emozione. Fare radio sembra sono qui nei radio nelle sue varie evoluzioni da, quasi 30 anni. Quindi è veramente un piacere, è veramente bello parlare con voi che ci state ascoltando, farvi sapere che ci siamo, persone più brave di me, che sono più tecniche e più attente e più vicine ai progetti di questo momento, possono relazionarvi e spiegarvi quello che stiamo facendo in luoghi specifici. Io non posso solo parlare del passato che ho vissuto, anche un paio di missioni, oltre ai carichi, oltre alle gestioni del magazzino con Amorino e con altri. Ho fatto cose pratiche, ma un paio di volte mi sono fatto il lungo viaggio per portare aiuti, per portare quello che avevamo promesso, quello che avevamo detto. No, più che promesso detto, sì, proprio quello che avevamo detto, perché non facciamo promesse a vuoto. Decidiamo di sposare una causa, quindi di portare avanti un progetto, di contribuire a un progetto, di fare parte di questo progetto, perché ne viene valutata la bontà, ci sono tanti parametri che utilizziamo per decidere. Abbiamo la fortuna di aver lavorato bene in queste decine di anni che dico, e quindi si sono creati a livello internazionale a livello internazionale, dei rapporti importanti, dei rapporti importantissimi di fiducia, quindi noi sappiamo che là ci sono i nostri occhi, là ci sono le nostre mani, là c'è una parte della nostra mente che sta attenta a quel territorio, a quella problematica, sta attenta a quelle donne, a quegli uomini, a quei contadini, a quelle persone che magari hanno bisogno di qualcosa, e vediamo un po' se è vero che ne hanno bisogno, vediamo quanto ne hanno bisogno, quanto hanno bisogno realmente, e allora capita. Sara ne è testimone quasi sempre, che arriva poi la chiamata o il messaggio o l'email. Ho detto, in questo periodo la messaggistica arriva in molti modi. Una volta arrivavano soltanto lettere o telex, poi poi è arrivato internet, quindi arrivavano le email. Però sapete che le email possono essere vere, possono essere false, possono essere truffe, ma quando hai la persona di fiducia là, il signor o il padre o il pastore o il volontario, il missionario del posto, o che so io, il sindaco di quel posto, il governatore di quel posto, la persona importante, influente di quel posto, che dice: ragazzi, abbiamo i ragazzi che fanno 5 km a piedi, 10 km a piedi per studiare. Sarebbe bello poter regalare a questa missione un pulmino. E parte la raccolta fondi, faccio un esempio, parte la raccolta fondi per far avere questo furgoncino, i fondi che servono per pagare le rate di questo furgoncino, o l'acquisto di questo furgoncino, o le riparazioni di questo furgoncino. Come in alcuni posti, io ricordo, ma una cosa che mi aveva sconvolto ai tempi, ma siamo abituati bene noi ad avere il rubinetto con l'acqua corrente già filtrata, abbastanza, ad avere determinate cose già in casa. Ci sono persone che l'acqua la devono andare a prendere, ci sono persone che l'acqua, quando la pompa meccanica, non dico elettrica, quando la pompa meccanica non funziona, l'acqua pulita non c'è. E quindi vanno al fiume non c'è acqua pulita, bevono quell'acqua, si ammalano.
Ci sono tanti problemi con cose che per noi sono semplici. Uno mangia una cosa sbagliata, un po' di, scusate il termine, un po' di dissenteria, gli viene un po' di mal di pancia, poi dopo gli passa. In alcuni paesi si muore di quello. Bisogna cercare di non averla perché ci si prosciuga e si muore. E quindi avere l'acqua è un bene super prezioso. Avere l'acqua, non dico l'acqua corrente, ma avere il punto dove c'è l'acqua potabile è molto importante. Quindi avere la pompa che funziona, avere fatto la giusta trivellazione, che poi molte volte si capisce che anche in posti molto impervi, molto tosti per le temperature, penso ai deserti, così poi scopri che scavi 15 metri e trovi l'acqua. Quindi non voglio dire una cosa banale, perché ci vuole comunque una pompa fatta apposta, che fa il suo scavo, che mette giù il tubo di plastica, che mette giù quello che deve servere, anche o tubi in ferro o in acciaio, non lo so, dipende dai posti, e si arriva anche a dare l'acqua a queste persone. Per arrivare a questo bisogna far lavorare degli operai, far andare delle aziende, far andare delle persone, gente attrezzata. Serve chi ci dà una mano per arrivare lì. E qui potete darci una mano voi. Non vi stiamo chiedendo di venire a scavare il pozzo. Magari molte volte vi chiediamo di partecipare con una donazione, la misura la date voi, perché potete anche essere la prima volta che decidete oggi di dare un contributo, una mano all'associazione, dite partiamo bassi, partiamo calmi, vi mando i 10 euro, i 100 euro per questa donazione, sono andato sul sito. Bello, è sempre in evoluzione, ovviamente. È un sito dinamico, ma è un sito, no, è un sito statico, ma è un sito dinamico per il lavoro che si fa sopra, perché tante cose le si aggiungono volta per volta. Molte missioni non le troverete nelle foto, nelle cose, magari trovate qualche indicazione che siamo andati lì, ma non trovate i sorrisi, non trovate la gioia dei bambini, quel ringraziamento dato dai volti felici, dalle persone che lavorano, dalle persone che si sentono e riusciamo a rendere un po' più indipendenti, un po' più parte di una comunità. E questo fa tanto la differenza. Cambia il mondo lì. Fa in modo che noi la smettiamo di parlare di dover rimandare indietro delle persone perché non partirebbero nemmeno. Perché anche molti disperati, io non entro in questo argomento perché poi rischio, purtroppo col mio problema che ho avuto a febbraio, tanti limiti, tante cose escono in automatico prima ancora che le limito. Quindi evito di parlare di alcuni argomenti perché mi uscirebbe una verità senza filtro e potrebbe in alcuni casi essere un po' tosta, un po' dura, perché è vera. Quindi diciamo che ho perso un po' molti dicevano il buon senso, ma non è il buon senso. Mi si è azzerata una parte grazie purtroppo per la botta che ho preso alla testa. Io ho avuto 11 fratture in faccia, in testa, quindi ho avuto mesi importanti di recupero. Ancora oggi ogni tanto farfuglio, parlo strano, ma non è voluto, è che è così. Purtroppo in questo periodo sono in ripristino, ok? Come un computer che si sta resettando, che sta facendo il controllo degli errori prima di ripartire. Ecco. Mi si stanno riconnettendo tante cose, mi sono accorto che in questo periodo, non so se sarà definitivo o se sarà soltanto per questo periodo di guarigione, lunga guarigione, ormai sono quasi al settimo mese di lunga guarigione, ok? Di recupero. Mi sono accorto che certe volte il pensiero di qualcosa lo vedo, lo elaboro, come capita anche a voi, ma esce tutto prima ancora che decido di come dirlo. Esce già. Quando io voglio dire una cosa l'ho già detta e quindi capita che qualche volta esagero un po', ma semplicemente perché dico la cosa esattamente com'è, senza filtri né censure, diciamola così.
non sempre è stata apprezzata, poi dopo lo capiscono, ma è così. Si fanno tante cose, si fa con l'associazione tanto lavoro meraviglioso. Umanitaria Padana fa veramente azione e molte volte si chiede a voi di aggiungervi al grande abbraccio che stiamo dando a quella missione o a quell'intervento, a quell'azione. Io l'ho detto anche tante volte, lo dico spesso. Io ero uno di quelli che vedeva come azione verso siccome avevamo la fortuna di partecipare a Guerrieri per la Pace, quindi una missione importante, quindi capitava che con i militari anni fa riuscivamo ad avere, non dico il trasporto gratuito, ma ad avere uno spazio in una missione che stava andando nel posto dove noi stavamo aiutando, sapevamo che partiva una missione militare che andava là e avevamo lo spazio di un container magari. E allora noi eravamo quelli che facevamo arrivare tutto il materiale, pompe, cose elettriche, mobili, tutto quello che serviva per anche un'ambulanza che abbiamo spedito una volta. L'avevamo trovata con la CPE, con l'Automobile Club Padana, è vero, un'ambulanza. Poi tramite l'associazione l'abbiamo portata a Herat, mi sembra, sì, in un ospedale. Si fanno tante belle cose. E quindi in quel caso sì, i trasporti erano molto più vantaggiosi, meno costosi, ok, o quasi gratuiti per noi, bastava che organizzavamo il blocco di materiale da portare. Per me l'aiuto era quello. Non avete l'acqua, vi faccio arrivare, so che là ci sono i tecnici, le persone che possono dare una mano, vi faccio arrivare il materiale, quindi tubi, pompe, cose. Per me era quello l'aiuto. Sara mi insegnò questa cosa differente, fa Claudio, se noi al posto di dare 5.000 euro di pompe a questi signori, gli diamo 5.000 euro, o 5.000 dollari, o 5.000 della moneta loro, quei soldi girano. Quei soldi vanno sia all'idraulico che deve fare il lavoro, ma l'idraulico poi va a comprare il materiale al magazzino e quindi gli stessi soldi sono già raddoppiati, hanno già raddoppiato il loro valore perché non hanno raddoppiato il valore, ma hanno raddoppiato la strada. E questa strada ci permette di far vivere bene l'idraulico che deve fare il lavoro, il magazzino che riesce a lavorare per l'idraulico, quello del magazzino darà una parte dei soldi alla sua famiglia perché dovrà fare la spesa per mangiare, per vivere, quindi anche c'è un negozio che non c'entra nulla con la nostra missione, che riesce a andare avanti anche col nostro aiuto. E quindi questo aiuto contagioso, come il sorriso contagioso, fa tanto. Quindi la donazione, voi non avete idea di quanto sia importante, come non ne avevo idea nemmeno io. Mi è stata spiegata molto bene e è diventata un punto di riferimento perché molto spesso noi sottovalutiamo la potenza dell'aiuto e la forza dell'aiuto che andiamo a dare in quel momento, perché aiutiamo anche chi non sappiamo, aiutiamo una comunità, non aiutiamo soltanto quel progetto. Aiutiamo a comprare, non compriamo, aiutiamo a comprare il pulmino per i bambini così non fanno 10 km, 5 km, 10 km a piedi per andare a scuola. Bene, vuol dire che studieranno di più, faranno il lavoro di ginnastica a scuola, non faranno 10 km a piedi per andarci. Certo, contenti di andare a studiare, contenti di fare, avranno più tempo per studiare, più tempo per essere parte di una futura comunità migliore. Si muovono tanti meccanismi veramente. Quindi andate sul sito internet in questo momento, dopo, in questo weekend, settimana prossima, fatelo. Prima lo fate meglio è, perché poi la nostra mente porta queste cose nella normalità. Sì, lo faccio. Entriamo nella rimandite. Lo faccio, ma non l'ho fatto. E poi non lo facciamo più, magari. Quindi spesso è importante dire sì, voglio ascoltare questo sacramento qua di Claudio Di Podio, stavolta
aiuto e lunedì chiamo in ufficio per dirgli l'ho ascoltato così lo smetti di chiedermeli. No, sto scherzando ovviamente, ma l'aiuto è veramente importante. Qui non viene sprecato nulla, tutto viene utilizzato al 100%. La donazione che voi fate, se poi fate una donazione o col bollettino postale o con l'IBAN o così, ah, ecco, mi raccomando, siccome abbiamo qualche, anche con la CPI, anche con il registro padano piccoli storici, abbiamo un po' di, non problemi, ma di gestione fantasiosa delle poste sui bollettini postali. Quando decidete di fare una donazione, o dopo lo dirò anche per l'altra trasmissione, o un'iscrizione, un qualcosa, un movimento che usa i bollettini postali, fateci una cortesia grande, grande. L'ufficio so già che mi sta ringraziando, la sento. Fate una foto al bollettino o una piccola scansione e mandatecelo anche con un WhatsApp. Perché sul bollettino magari voi avete scritto innanzitutto chi siete, quindi sapere per noi chi è che ci dà una mano, chi è che fa parte di questo abbraccio grande che noi diamo, è importante per noi sapere che ci siete, anche per potervi ringraziare, e- ma ci permette anche di leggere la causale. Magari voi volete dare un aiuto molto specifico, voi volete dare un vostro contributo, ci sono dei volontari, dei benefattori, ecco, non mi veniva la parola, perdonatemi, persone come voi che decidono di dare un aiuto e lo fanno ogni mese, per esempio, che decidono di dare un aiuto ogni mese, una piccola goccia nel nostro mare degli aiuti, perché stanno contribuendo agli aiuti in quel posto per quella missione particolare. Non ve le elenco, sono tantissimi. Vi invito ad andarveli a cercare. Entrate su umanitariapadana.net, sopra trovate una riga, a parte il nostro meraviglioso simbolo, chi siamo, cosa facciamo, le testimonianze, poi ci sono le cose sulla trasparenza, i contatti e il tasto dona ora. Col tasto dona ora non è che parte la donazione in automatico tipo aspirapolvere, ma sono segnati tutte le modalità che avete, tutti i modi che avete per far parte di questo grande abbraccio, di questa grande azione. E quindi avete i 2 IBAN, il conto corrente postale, il 5 per 1000. In questo caso non vi costa nulla, è già calcolato sulle vostre tasse. Vuol dire che il 5 per 1000 di quello che voi versate di tasse viene donato a, scusatemi, chi decidete voi. In questo caso l'Umanitaria Padana. Quindi non fate altro che prendere il codice, che è il codice fiscale dell'associazione, scrivere Umanitaria Padana, ODB, adesso non è più ONLUS, si usa ODB, burocrazia italiana. Evito di iniziare l'argomento per non dire troppa verità su quello che penso. Ma è stato fatto anche questo passaggio sulla riforma del terzo settore, mi sembra che era. Fortunatamente o sfortunatamente non ci ho partecipato attivamente. Ehm, Ci permette questa cosa, anche il 5 per 1000, di programmare gli aiuti dei prossimi anni, perché noi lo sappiamo molto prima di quanto ci arriverà col 5 per 1000 e lo sappiamo già destinare, lo possiamo già destinare, sappiamo che l'anno prossimo dalle tasse del 2025 ci arriverà 10.000, 20.000, 100.000 magari e con questo riusciamo a programmare i prossimi aiuti, magari a mantenere la promessa dell'aiuto che volete voi, del partecipare all'aiuto che volete voi. Quindi è ancora più bello per noi farvi partecipare proprio a quell'aiuto lì. Il mio spazio è volato. Mi raccomando, dateci una mano, dateci la possibilità di dimostrarvi quanto possiamo fare in alcuni casi senza andarci direttamente, perché non ci possiamo andare, perché non lo possiamo fare per tanti motivi, ma quanto possiamo fare per risolvere alcuni problemi giganteschi politici semplicemente portando il nostro abbraccio in quei luoghi.
dateci questa possibilità di dimostrarvelo e vi accorgerete di quanto può essere semplice togliere un nodo a un filo, sbrogliare un qualcosa, risolvere un problema. Ce ne sono tanti nel mondo, noi abbiamo deciso di farlo in questo modo e lo stiamo facendo da tanto tempo in alcuni posti molto molto bene ed è molto apprezzato quello che facciamo. Venite a far parte di questo grande aiuto e ne avrete sicuramente una grande soddisfazione. Sito internet umanitariapadana.net, andate pure a guardare quello che facciamo. Tasto dona ora, si aprono le modalità per darci una mano, due IBAN, il conto corrente postale e il 5 per 1000, oppure una donazione volontaria, anche questa è possibile. Vi aspettiamo. Un abbraccio a tutti voi, ci sentiamo alla prossima. Avete ascoltato Umanitaria Padana.